farlo con una legge, ma non per questo ci siamo trincerati dietro la scusa che hanno utilizzato negli ultimi 20 anni, che è quella, bisogna fare una legge per tagliare gli stipendi ai politici, bisogna fare una legge per eliminare le auto blu, bisogna fare una legge per eliminare i voli di Stato. Io sono d'accordo a tagliarli, però finché non c'è la legge me li prendo e li uso. Ed è questo che ci ha fatto arrabbiare un po' tutti, che ha fatto nascere questo movimento, la continua presa in giro, perché tutti quanti siamo le persone che sono qui, anche quelli che non votano il Movimento 5 Stelle, che non credono che sia un progetto credibile, per carità, ognuno ha la sua idea, però tutti quanti siamo quella generazione di cittadini che vedevano in TV alcuni politici parlare nei talk, nei TG e dicevano: ma la soluzione a questo problema di cui stanno parlando c'è, è semplice, perché prendono sempre la strada più difficile e quella più dispendiosa di risorse. Io sono quello che pensava, dopo aver visto le ennesime prese in giro in TV, che se uno mi diceva sì, sono d'accordo a tagliarmi lo stipendio, non aveva bisogno di una legge per farla, se lo poteva tagliare quando voleva, quello che facciamo noi oggi. Io sono qui a spiegarvi un meccanismo, Microcredito 5 Stelle, che è un'idea di paese. Un'idea di paese che passa per 3 valori: la credibilità, la serietà e l'aiuto dei più deboli. Siamo stati tra i primi a sdoganare i luoghi comuni sulle imprese. Vi ricordate quando proprio nel nord Italia Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, durante lo Tsunami Tour del 2013, vennero a visitare le piccole e medie imprese, quelli che erano trattati fino ad allora come gli evasori, che erano trattati come i ricchi che non meritavano nessun aiuto e che nel giro di un paio d'anni ci siamo ritrovati alla canna del gas nel vero senso della parola. Ebbene, credibilità, perché siamo quella forza politica che vi aveva detto una cosa, ve l'aveva promessa e l'abbiamo fatta il giorno dopo le elezioni, tagliandoci oltre metà dello stipendio. Il vantaggio di votare il Movimento 5 Stelle, ora al di là, parlo a chi magari non è ancora convinto, è che il giorno dopo le elezioni hai sicuramente una forza politica che inizia a realizzare il programma elettorale. Lo so che è una cosa ovvia, ma le cose ovvie e normali in questo paese sono rivoluzionarie proprio perché siamo in un paese totalmente all'incontrario, un paese totalmente anormale. Appena siamo arrivati in Parlamento abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e abbiamo iniziato a tagliare i nostri stipendi, a dimezzarli e ben oltre, perché pensate che chi ricopre una carica istituzionale come me o Roberto Fico, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, abbiamo anche un altro stipendio. Pensate che quando siamo arrivati alla Camera dei Deputati abbiamo inventato il modulo per rinunciare agli stipendi aggiuntivi delle cariche istituzionali, perché il funzionario ci disse che non aveva idea di come si facesse, tant'è vero che dovemmo addirittura chiedere un parere dell'avvocatura, perché l'avvocatura sosteneva che fosse un'indennità irrinunciabile. In questo paese è più difficile restituire i soldi che rubarli, a quello che ha detto noi. Quindi dicevo, credibilità, serietà dello strumento. Noi abbiamo ideato uno strumento prima di tutto deresponsabilizzandoci, non abbiamo nessuna intenzione di gestire questi fondi e lo voglio dire. Noi non abbiamo nessun potere di direzionare questi fondi in una direzione o in un'altra. Semplicemente ogni mese entra sullo stipendio del vicepresidente della Camera, dipende dai mesi, 16.000, 17.000 euro netti, 20.000, dipende dai mesi. Ogni mese vedo l'estratto conto e ci sono voci nuove, ma quello che facciamo è rinunciare a tutti i rimborsi aggiuntivi, le indennità aggiuntive, dimezzarsi l'indennità e prendere tutti i rimborsi che non utilizziamo e che non rendicontiamo a voi e metterli su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico, che era un fondo disattivato quando siamo arrivati noi, per il microcredito alle piccole imprese italiane. Come funziona? In 2 anni noi abbiamo messo insieme 10 milioni di euro in una media di 140 parlamentari. I parlamentari veneti sono quelli che hanno restituito di più di tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle.
oltre a Mattia c'è Giovanni Enrici, senatore del Movimento 5 Stelle, ci sono gli altri che sono di questa terra. Con questi 10 milioni di euro noi abbiamo attivato questo strumento, 25.000 o 35.000 euro di microcredito ad ogni impresa che ne fa richiesta. Ora, noi avevamo un elefante, la crisi economica, dovevamo abbatterlo, potevamo pensare di sparare ovunque oppure di colpire solo in un posto. Abbiamo iniziato dalle categorie che hanno più difficoltà. Sono i professionisti. Pensate che in questo momento la disoccupazione in questo paese è al 13%, ma se dagli ordini professionali si disiscrivessero tutti quelli che guadagnano meno della soglia di povertà di questo paese, la disoccupazione in questo paese arriverebbe al 20%. E non lo dico io, lo dicono tutti gli ordini professionali d'Italia che hanno commissionato questo studio, perché i professionisti sono i nuovi poveri. Il miraggio dell'avvocato, del commercialista, del consulente del lavoro era un miraggio già allora, figuriamoci oggi. Ma questo attiene anche ai problemi del sistema universitario. Vi stavo dicendo questo: professionisti, piccole imprese, massimo 5 dipendenti, piccole cooperative, massimo 10 dipendenti. Nessuna garanzia reale. Perché? Perché noi sappiamo che questa è la categoria che in banca gli ridono dietro a queste categorie quando vanno a chiedere prestiti. Noi abbiamo iniziato da questi qua, 10 milioni di euro in 2 anni ci permetteranno di aiutare 2000 soggetti, imprese o studi di professionisti o piccole cooperative, 2000 soggetti nei primi giorni di aprile e un soggetto, un'impresa al giorno per oltre 10 anni, che voglia partire o che voglia continuare a svilupparsi in innovazione, come diceva Jacopo Berti prima. Questo è un progetto di cui noi siamo orgogliosi. Non crediamo che risolva i problemi dell'Italia, sarei un disonesto se vi dicessi questo, ma sappiamo bene che se fossimo stati al governo e se andremo al governo di questa regione, 10 milioni di euro diventerebbero 7-8 miliardi di euro, perché noi abbiamo la credibilità per dirvi che se andiamo al governo tagliamo tutti gli sprechi e li direzioniamo nella scelta giusta. E questo è una cosa fondamentale. Tutti hanno usato i nostri temi. Io lo dico sempre, è una regola di marketing quella che utilizzano questi signori. Prendono le proposte che funzionano di più, le copiano, cambiando il marchio, magari facendolo più nuovo. Nel 2013 eravamo noi la novità, nel 2014 il PD ha dovuto silurare Letta, se no alle europee lo avremmo asfaltato, e ci mette il nuovo marchio, ma del vecchio sistema, Matteo Renzi. Poi arriva il nuovo marchio del vecchio sistema, visto che fa politica da quando avevo 6 anni, Salvini. Adesso arriva un altro nuovo marchio, che è Landini, ma di un sindacato che esiste da una vita qui e che non è il responsabile nella crisi industriale di questo paese. Perché se in questo paese si sono vendute le teste dei lavoratori, è colpa anche dei sindacati e tutti i sindacati di questo paese. Ma noi non vogliamo fare la politica del marketing, vogliamo semplicemente dirvi che tutti vi diranno le stesse cose, ma ci vuole credibilità per dirle. Credibilità significa che devi avere di fronte una forza politica che ha fatto quello che aveva detto, altrimenti non c'è credibilità. Ieri abbiamo letto le dichiarazioni incidentalmente di una vostra candidata alla presidenza della regione, che non mi va neanche di nominare, che diceva che candideranno persone che devono dichiarare di essere incensurate, di non avere massimo 2 mandati, sono le nostre regole, però per carità a me fa piacere. Il problema è che quella persona che lo dice è nel partito che nella mia regione in Campania ha candidato Vincenzo De Luca, condannato per abuso d'ufficio, che per la Severino non potrà fare neanche il presidente di regione. Sono arrivati al paradosso che pur di candidarsi, candidano a presidente di regione uno che quella carica non la può ricoprire. Questo tanto per raccontarci la credibilità, che cosa significa. Da noi Vincenzo De Luca o tutti i sottosegretari che sono indagati in questo momento nel governo
non sarebbero neanche candidati, perché la nostra regola è ferrea su quelle che sono le persone inquisite nei processi penali e anche in alcuni processi per reati gravi e nei processi per reati gravi. Io quello che vi sto dicendo ve lo dico perché il microcredito tiene dentro questi valori. Noi potremo andare a casa dei cittadini veneti a dire ad ognuno che non solo abbiamo fatto quello che avevamo detto, e giustamente il cittadino dice vabbè, però la mia vita non cambia. A quelli che hanno figli, che si sono appena laureati, che hanno un'idea di impresa, per esempio c'è un imprenditore pugliese che adesso ha fatto richiesta per il microcredito per aprire un piccolo allevamento di api. Ci sono dei giovani agricoltori che hanno fatto una cooperativa di lavoro di meno di 10 dipendenti che adesso nel Molise hanno fatto richiesta per il microcredito. Questi sono i mestieri del futuro. Oggi essere agricoltore significa essere quasi un tecnico informatico per la tecnica che ha raggiunto l'agricoltura e per quanto è importante. E questo vale per tutte le imprese. Ora potremo andare a spiegare a persone che hanno una difficoltà, in tutte le famiglie c'è il lavoro, che c'è un'opportunità. Io ho fatto il giro di queste città e ho visto una società che aspetta solo di essere incoraggiata. C'è un mondo lì fuori di piccole idee che aspettano solo un'opportunità. Noi con questo contributo vogliamo dare un'opportunità a quelle piccole idee per partire, un'opportunità che mai nessuno, a me che ho 28 anni, ma anche a molti di voi, è mai stata data. Uno Stato che prima ancora che partivi ti chiedeva le tasse, prima ancora che parti con l'impresa ti chiede di anticipare delle tasse, non sai neanche quanto guadagnerai, già ti chiede di anticiparle, e prima ancora che parti ti chiede un atto notarile di diverse migliaia di euro. Tra l'altro, parentesi, grazie a noi è passato un emendamento, in realtà grazie ai colleghi di Mattia Fantinati e a Mattia Fantinati in Commissione Attività Produttive, che per le start-up innovative non ci sarà più bisogno di atti notarili per partire. Ora, qual è l'obiettivo che ci poniamo col microcredito? Vi ho detto 2000 imprese solo ad aprile, una al giorno per 10 anni. Speriamo di incoraggiare quelle parti del paese che in questo momento o soffrono oppure che hanno bisogno di partire in settori che sono all'avanguardia, anche se in tutto il resto del mondo sono già una realtà. Ricordiamoci che Berlino ha creato la Silicon Valley d'Europa in uno dei suoi quartieri con i migliori ingegneri italiani, e voi avete pagato con le vostre tasse la formazione di quegli ingegneri che stanno arricchendo un altro paese. E su questo io mi sento di dire che l'obiettivo minimo per il Veneto è aiutare 200 imprese nei primi giorni di aprile e almeno una al mese per i prossimi 10 anni, ed è questo quello che ci sentiamo di assicurare facendo a conti fatti per le statistiche che abbiamo fatto e per le richieste che ci sono arrivate nei primi tempi. Non sono tutto, ma sono un punto di partenza importantissimo per cominciare a incoraggiare questo territorio. È ovvio che alle prossime elezioni regionali con lo stesso metodo possiamo continuare ad aiutare le imprese del Veneto. In che senso? Quando i giornalisti mi chiedono mi fa una previsione sulle 7 regioni, io dico spero che avremo la prima regione governata dal Movimento 5 Stelle, abbiamo 10 comuni che vanno benissimo, magari su 7 regioni la prima del Movimento 5 Stelle. Quale sarà? Non lo so. I sondaggi che dicono? Non me ne frega, visto che il bene e il male non ne hanno mai azzeccata una. Io dico sempre una cosa, ognuno dei nostri che entra è uno in meno dei loro e costa la metà ai cittadini italiani. In ogni regione noi abbiamo 62 consiglieri regionali, sono diversi, però vi posso assicurare che i consiglieri regionali hanno un patrimonio di stipendi che possono restituire e mettere sui fondi, per come lo decideranno anche in Veneto. Solo in Abruzzo 5 consiglieri comunali in 6 mesi hanno messo insieme 150.000 euro. Su quel sito sono indicati 3 step. Partiamo dal presupposto che è il fondo del Ministero dello Sviluppo Economico e deve seguire le regole che abbiamo detto.
Il primo step che noi abbiamo indicato è uno step di assistenza a chi è interessato. Sapevamo che avremmo avuto migliaia di richieste, in 3 ore 150.000 contatti, 10.000 iscritti alla mailing list. Questo vi fa capire la potenza della crisi in questo paese, nonostante ci dicano che va tutto bene. Bene, questi contatti noi avevamo bisogno di un'istanza sul territorio dove si potessero riferire, dove potessero andare. Abbiamo contattato i consulenti del lavoro, il cui ordine si è prestato gratuitamente a dare disponibilità di assistenza alle persone interessate. In alcune regioni sta funzionando bene, in altre ci sono alcuni consulenti del lavoro che non sono disponibili, ma è secondario. Noi domani mattina pubblichiamo un elenco con tutti i consulenti disponibili per ogni regione, ma al di là di questo potete andare anche dal vostro professionista di fiducia. Sostanzialmente si tratta di scaricare un piccolo foglio A4 che c'è sul sito Microcredito 5 Stelle nel primo step, cioè clicca qui, è la circolare che spiega tutti i dettagli del fondo, e andare da un professionista per dirgli: guarda, che cosa devo preparare in vista del secondo step. Che cos'è il secondo step? È un click day. Abbiamo ottenuto che la domanda si inoltri online, e poi vi spiego perché. Attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo, che dovrebbe essere una cosa normale, però anche qui è un traguardo, riuscire a ottenere che un ministero faccia fare le domande online ai cittadini e non ancora in carta bollata con un francobollo da incollare. Ebbene, quel click day servirà a prenotare le risorse. Tutti coloro che sono interessati agli inizi di aprile o metà aprile, stiamo parlando dai primi giorni, da subito dopo Pasqua al 10-15 aprile, sul Ministero saranno disponibili i moduli per prenotare le risorse. Che cosa significa? Compilare una semplice autocertificazione in cui si dichiara di essere titolare di un'impresa o di volerne aprire una, e dopodiché, oppure essere professionisti, quindi avere uno studio di professionisti, imprese individuali. Ci sono tutte le categorie in quel foglio A4 che vi ho detto che è scaricabile, e si fa la domanda. Quando si fa la domanda, il sito restituisce un voucher, una ricevuta, con la quale si può andare alle poste o in banca e inoltrare la domanda. La prenotazione delle risorse avviene in base a quando ci si prenota sul sito internet e si compila la domanda. Essendo senza garanzie reali, è chiaro che è meglio compilarla il prima possibile, ma siccome questo è un fondo di rotazione, dopo il primo mese inizieranno le restituzioni delle rate del microcredito, che andranno ad altre imprese. Ed è per questo che vi ho detto un'impresa al giorno per oltre 10 anni. In realtà potrebbe funzionare all'infinito. Il punto sostanziale è che si basa sulla mancanza di garanzie reali e su un tasso che è massimo 8%, ma non vi fate fregare, ci sono filiali che stanno già garantendoci che presteranno al 2, al 3. Questo perché? Perché noi non facciamo beneficenza, ve lo voglio dire col cuore. Non vogliamo instillare la politica delle risorse pubbliche date a pioggia senza creare lo spirito di impresa. Lo spirito di impresa si basa sul fatto che c'è un prestito, ma c'è una restituzione, perché tu devi fare utili, devi investirli quei soldi e devi farli rientrare. Il terzo step è appunto quello di legarsi ad uno sportello di un intermediario, come vi ho detto, e iniziare il ritiro delle somme. Le somme saranno finanziate nei 6 giorni successivi alla domanda, perché non c'è da verificare null'altro se non l'idea progettuale. Ovviamente, parliamoci chiaro, l'80% del prestito non lo fa la banca, è garantito dal fondo nostro, quindi la banca o le poste avranno tutto l'interesse a farlo. Il punto qual è? Che non è inimmaginabile che si presenta uno con l'idea dell'impresa di tubi catodici per televisioni e gliela finanziare, perché è una follia, è già fallito questo settore. È chiaro che invece può una persona che ha già un'impresa, ad esempio, finanziare un progetto di innovazione interno. Ora, stiamo parlando del futuro, ma noi abbiamo già un laboratorio che sta funzionando di questo sistema, che è la Sicilia, dove i nostri consiglieri regionali, che sono stati eletti nel 2012 post attraversamento al nuoto di Beppe dello Stretto, se vi ricordate, hanno messo insieme in 2 anni e qualcosa
hanno messo insieme 1,5 milioni di euro, con i quali hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Il prestito anche lì è 25.000 euro, ma fino a 35.000 euro se l'idea è valida e se funziona, se è un'idea finanziabile, e se sei un bravo pagatore vieni premiato, puoi avere un altro finanziamento da 25.000 euro. In Sicilia 32 sono state le start-up a partire con i microcrediti del Movimento 5 Stelle, e poi non so quanti di voi l'avranno bevuta, io mai. La birra Messina aveva una storia importante in Sicilia, con un birrificio importante che è fallito qualche anno fa. Che cosa hanno fatto i dipendenti? Si sono messi insieme in una cooperativa e hanno fatto richiesta del nostro microcredito. Con i 35.000 euro di microcredito che gli abbiamo dato, loro hanno ricapitalizzato, hanno avuto accesso ad un altro finanziamento con il quale la birra Messina torna a produrre in questo mese in Sicilia. Quindi, se volete, anche esiste un laboratorio di prova che è la Sicilia, sul quale le cose funzionano già, quindi stiamo seguendo quel meccanismo perché è un meccanismo che ci garantisce nella riuscita del progetto. Non escludo che ci possano essere delle disfunzioni. Abbiamo saputo anche che addirittura ci sono dei soggetti che stanno chiamando persone interessate e chiedono soldi in cambio dell'accesso al microcredito del Movimento 5 Stelle, che abbiamo già denunciato alla Procura della Repubblica. Sappiate che è una procedura non onerosa, tant'è vero che abbiamo chiesto ai consulenti del lavoro di tutta Italia di prestarsi gratuitamente. Giustamente c'è qualcuno che non lo vuole fare, però abbiamo l'assicurazione da domani mattina che in ogni regione ci sono consulenti del lavoro disponibili. In ogni caso c'è la possibilità di rivolgersi ad un commercialista di fiducia, un consulente del lavoro di fiducia, un avvocato di fiducia. Si tratta di analizzare le carte e essere pronti in vista del click day. Detto questo, vorrei concludere dicendovi semplicemente un paio di cose. Quello che abbiamo di fronte in Veneto, come in altre 7 regioni d'Italia e 300 comuni italiani, è la sfida di tutti gli anni. Io lo so, qui votiamo ogni 5 mesi in questo paese, non è vero che votiamo ogni 5 anni, ogni 6 mesi c'è un'elezione. I cittadini sono sempre chiamati a votare e vedono tanti candidati che dicono tutti le stesse cose, perché i programmi dopo il 2013 hanno iniziato a copiarci di tutti. Adesso tutti parlano di banda larga, tutti parlano di energie rinnovabili, tutti parlano di onestà, tutti parlano di onestà, poi si ritrovano arrestati i membri dei loro partiti. Questo per dire una cosa, lo dicevo ieri ad un giornalista, ma il Movimento 5 Stelle viene visto come la causa di tutti i mali. Ho detto, guardate, avete il sacrosanto diritto di considerarci la causa dei problemi d'Italia, però mi dovete spiegare perché arrestano sempre gli altri e mai quelli del Movimento 5 Stelle.